Ma quanto è orecchiabile la sigla degli Occasionali, il nuovo podcast targato Calcio Napoli 24 TV che non parla di calcio. Ve lo ricordo, format che andrà in diretta come sempre dalle 17 alle 18, dal lunedì al venerdì. Abbracceremo tantissimi temi quest'oggi e tra poco vi presenterò l'ospite. Con noi parleremo di comicità, ma non solo, come sempre con il nostro Vincenzo Testa in co-conduzione. Ciao Vincenzo. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ringraziando Emanuele Bernardo in cabina di regia, ma soprattutto il nostro Vincenzo Comunale quest'oggi con noi. Ciao Vincenzo, come stai? Buongiorno a voi, tutto a posto. Applausi finti, Applausi fatti veri. Questa è una gag che faremo per tutte e 15 le puntate degli Occasionali. Quest'oggi parliamo di comicità, ma non solo, perché comicità è un termine un po' generico. Uno pensa, fai il comico, ok, tutto a posto, ma tu non fai solamente il comico, perché se si parla di Vincenzo Comunale si parla soprattutto di stand-up comedy. Sì, poi perché comico è anche un aggettivo, oltre ad essere un mestiere, una definizione, quindi uno può essere comico, può fare il comico, dipende. Anche noi da giornalisti possiamo essere comici. Assolutamente, a volte vi riesce proprio bene, diciamo, i giornalisti in generale, non il bullismo è appena iniziato come ieri praticamente. Ottimo. Salutiamo anche il nostro founder, tra l'altro Salvo Passante, e il buon Riccardo Nicotra quest'oggi per noi. Salutiamo. E allora, caro Vincenzo, comicità, sì, però ovviamente anche serietà. Serietà, infatti, assolutamente. Serietà durerà giusto 2 minuti. Ci sta. Proviamo. Tu sei giovanissimo. Sì, 27. 27 anni. Tu quanti ne hai? Io 26, sono ancora giovanissimo. Io sono giovanissimo. Giovanissimissimo. Io già sono oltre i 30, però 27 anni, però hai già io lo dico discreto perché, no, a parte uno storico, e poi tra un poco andremo ovviamente a decantare tutto perché ne siamo qui per questo. Ma come ti nasce la passione della comicità? Guarda, così inaspettatamente, cioè nel senso già da bambino mi sono proprio, c'è stato amore a prima vista con tu eri quello che facevi ridere in classe? No, cioè sì, prendevo le note sul registro perché distraevo gli altri, però in realtà sono sempre stato molto timido nella vita in generale, non sono uno di quelli, cioè se siamo al bar tra gli amici non sono quello che fa la battuta, cioè a me piace più stare in disparte, casomai nemmeno, cioè sono di compagnia, ma comunque sono sempre stato un ottimo osservatore, ascoltatore. È un po' una cosa comune a tutti quelli che poi fanno successo. Partono tutti quanti da... Quindi è buono questo fatto. Assolutamente. Non sapevo. È buono, lo devi dire. Noi non siamo partiti. Guardando la tua carriera sembra buono. O no? Secondo me cioè, tu dici che è collegato, stai dando questa teoria che quindi se ero simpatico era peggio. No, non ho fatto gli studi approfonditi, però a quanto pare tutti quelli che poi riescono a diventare importanti partono da un passato più che altro questo chiuso. Diciamo, è vero, nel senso che ci stanno parecchi anche casi, si dice, no, di personaggi proprio famosi, anche comici, che nella vita poi si racconta fossero un po' non comici, ma a volte anche antipatici, no? Che sono brutto carattere, no? Spesso io per esempio sentì una volta un'intervista di Verdone che raccontava Sordi, diceva che Sordi era uno antipaticissimo fuori dalle... Sì, ci stanno, è vero, esatto, sono quegli esempi che però sai, poi uno nella vita poi dipende, perché poi la gente c'è sempre questo fatto un po' strano, no? Che tu incontri un comico in borghese, mettiamola così, e gli fammi una battuta, qualsiasi cosa fai sbaglia, allora, perché se fai simpatico, chi se te ne sembra capo a pazziare, fai sempre comico. Se sei un attimo che magari una giornata tieni fatti due per testa, quindi stai pensieroso, ma guarda chi se fu comico è così serio, quindi come fai sbaglia. Diciamo, questa è la regola. A te quando ti fermano che ti chiedono? Di solito sì, giovanotto sulla macchina parcheggiata in seconda fila, queste le domande più ricorrenti. No, è la battuta classica cosa, il comico, fammi una battuta, che io rispondo sempre, ma se faceva l'urologo che mi chiedevi, cioè quindi diciamo, dipende, cioè, bisogna avere par condicio tutti i mestieri, quindi fai un pompiere, appicci una cosa e vedi come la spegne, quindi vabbè, quindi tutti vogliono essere dimostrati il proprio mestiere. Sì. Io però ti chiedo anche la stand-up comedy, diciamo di deformazione molto americana, la stand-up comedy, cioè come nasce l'idea di portare e di
dedicarti a questa tipologia di comicità. Di fatto è diversa la stand-up comedy. Sì, diciamo è stato molto spontaneo come processo, nel senso che al di là poi delle etichette, no? Questo, cioè poi un artista è un po' come un musicista che comincia a suonare quasi naturalmente un genere musicale, non è che te lo scegli, cioè nel senso tu capisci a orecchio quale può essere il tuo stile, è un po' così, cioè nel senso io da quando ho cominciato poi a fare comicità, fin dai primi anni mi sono riconosciuto nel mondo del monologo, quindi non mi sono mai immaginato come personaggio, mai nel costruire insomma una maschera, anche se poi una maschera ce l'hai sempre quando sali sul palco, e qua entriamo proprio nella filosofia, quindi lasciamo stare. Però di base il monologo come forma espressiva mi è sempre piaciuta. La stand up americana è caratterizzata proprio da appunto un comico in piedi da solo di fronte al pubblico, che non ha veli, non ha maschera, semplicemente il proprio nome e cognome, quindi non c'è un personaggio, non c'è un tormentone, eccetera, esprime un punto di vista. Questa è la cosa principale, nel senso che anche in Italia abbiamo una tradizione di cabarettisti, di monologhisti che fanno cabaret, che spesso poi dici ma questo che ha detto, cioè nel senso, qual è la sua opinione su questa cosa, non lo capisci mai, che non per forza significa devi fare politica, devi fare satira, a volte si può fare anche io per esempio faccio spesso satira di costume, cioè nel senso parlo delle contraddizioni, delle cose, salutato, la gente dice chi siete Riccardo, saluta le presenze che appaiono così. No, pare per tenere un ticco ogni tanto, cioè così, poi lo devo fare per tutta l'intervista, era brutto. Salutavo Riccardo che andava via. Ciao Riccardo che non c'è più. Salutiamo Riccardo Nicotora, che sempre nei nostri gli dei dei social ti proteggono sempre, caro. Cioè Chiara Ferragni segue gli dei dei social. Sì, quelli sono. Chiara Ferragni che ricordiamo ci segue sempre. Ciao Chiara. Salutiamo Chiara, ovviamente. Grande tifosa del Napoli. Poi ne parliamo anche un pochino di Napoli, anche se noi non dovremmo parlare di calcio. No, io sacci che è proprio vietato, cioè gli occasionali dal contratto che hai firmato, tutto tranne... che comunque è un argomento sensibile, comunque magari molto divisivo. Esatto. Torno un attimo sullo stand up, poi vedo Vincenzo che sta premendo, tieni tu le redini, se no noi abbiamo a parlare. Assolutamente. Speriamo di non fare errori. No, allora tu dicevi giustamente lo stand up comedy, ti presenti lì, parli davvero di tutto davanti ad una platea. Esatto, questo non c'è filtro, perché io vedendo anche per esempio la stand up comedy di qualche attore americano, altro che satira, è un qualcosa che va anche di pesante sulla, poi in America soprattutto sono belli fissati con la politica, sulla black humor, su temi come possono essere il razzismo o altro, che però viene anche concepito come ok, stai facendo stand up comedy, puoi dire ciò che ti pare. Sì, che però capito non è manco un obbligo, nel senso che non è che perché fai stand up cioè ci sono degli ottimi comici di stand up che per esempio fanno una comicità molto di osservazione, no? Anche in America, Imo Phillips che ha tipo un filone surreale, cioè ce ne sono tanti e tantissimi, poi c'è Ricky Gervais e Louis C.K. che invece magari vanno a trattare certi temi, certi nervi scoperti, quindi diciamo che appunto c'è la possibilità di farlo, non è per forza quello, no, semplicemente è un comico che sale sul palco e racconta delle cose e dice la verità, cioè la stand up non è sempre verità, ma è sempre verosimile, quantomeno è sempre fedele e coerente al comico che sta parlando, cioè se la differenza forse c'è, perché spesso poi si parla di differenze, a me queste etichette neanche piacciono più di tanto. Chiaro. Però sono delle differenze contenutistiche oggettive, cioè se a un comico di stand up viene in mente una battuta per esempio bella su cosa significa avere un figlio maschio, e magari lui ha solo figlie femmine, non la fa quella battuta. A un cabarettista magari dice sì, ma io la faccio lo stesso. Questo è un po', se vogliamo trovare come esempio tangibile, se no parliamo di cose. E tu quali sono, diciamo, i modelli a cui ti sei ispirato? Ora hai nominato alcuni, soprattutto americani. Ci sono stati anche italiani? Sì, io soprattutto italiano, sono partito dagli italiani, chiaramente proprio un fatto culturale, no? Poi YouTube, la mia adolescenza era nel periodo in cui si sviluppava YouTube anche in Italia, quindi arrivavano anche i monologhi degli stand-up comedian americani con i sottotitoli in italiano, quindi io sono partito da tanti comici italiani che sono rimasti poi negli anni miei punti di riferimento, quindi il mio massimo punto di riferimento è Massimo Troisi, appunto, il gioco di parole. Sicuramente, cioè il comico che preferisco, che più mi ha segnato, però quando ero piccolo, insomma, se ho iniziato a fare questo mestiere era anche grazie alle commedie di Vincenzo Salemme, per esempio, i film di Aldo, Giovanni e Giacomo, quindi ci sono stati lì con me sfondi proprio una porta aperta col trio dei capolavori, che poi paradossalmente gli ultimi che hai nominato non erano stand up comedy. Assolutamente no, anzi, però capito, cioè
comunque c'è un gusto nella comicità, una comicità non retorica, una comicità comunque che ha un suo pensiero. Assolutamente anche molto teatrale. Sì, Aldo Giovanni Giacomo sì, assolutamente. Poi in realtà, per esempio, Troisi, se ci pensi, non ha un impianto ha fatto teatro, eccetera, ma è più spontaneità di quello non esiste, cioè è più spontaneo di tutti i comici stand-up messi insieme. Quindi interpreta quasi se stesso. È se stesso, assolutamente. Che poi la maschera, come dicevo prima, c'è sempre, però appunto lì non c'è nessuno. Il personaggio è lui. Ecco, effettivamente. Tu invece quanto di ciò che dici effettivamente rispecchia Vincenzo Comunale? Ma io spero tutto, nel senso che quando sono in fase creativa, quando scrivo un pezzo, cerco sempre di essere fedele a me stesso, cioè non porterei mai sul palco qualcosa che non mi rappresenta. Magari se succede è perché mi sono espresso male, cioè c'è un fraintendimento, quello può sempre succedere, però come ti devo dire, io tutto quello che cerco di portare sul palco è la verità. Quando parlo di me, della mia famiglia, di cose che io penso, sarebbe controproducente dire cose che poi non mi rispecchiano il mio pensiero. Quindi è quasi un modo di educare alla fine. Cioè fai vedere il tuo pensiero attraverso l'umorismo. Di esprimersi banalmente, perché poi io non c'ho mai la cosa la pretesa di voler insegnare niente a nessuno, né tantomeno di spiegare, ecco, cioè nel senso, se qualcuno può trarre qualcosa da quello che dico mi fa piacere. Io lanciare dei messaggi sicuramente sì. Quella è una mia intenzione, cioè se scrivo un pezzo su una cosa è perché ho qualcosa da dire su quell'argomento e quindi poi spero che quella cosa arrivi, quello sicuramente. Hai parlato di ispirazione, anche perché tu poi ovviamente appari davanti al pubblico e resta quello, cioè un bel lavoro di background ovviamente alle spalle, però ti dico, l'ispirazione uno da dove arriva? Ovviamente immagino da varie fonti. Due, con l'avvento dei social, questo mestiere quanto è più complicato, perché tu comunque devi competere con gente che ovviamente magari non fa il comico di professione, però vedi gli sketch su Instagram, su YouTube, eccetera eccetera, qualche volta magari ti capita pure, cacchio, questo mi ha fregato l'idea. Ma no, questo no, ti dico la verità, no, perché in realtà non c'è un effettivo, a parte secondo me nell'arte non c'è mai competizione, cioè perché non è che stiamo correndo i 100 metri e quindi è arrivato prima quello e ha vinto lui, non c'è una gara, quindi la gara possono essere, cioè il parametro possono essere i numeri, quello ha fatto più visualizzazioni, quello ha fatto più serate, più date, però in realtà non c'è mai una competizione, ognuno ha i suoi contenuti, il suo pubblico e i suoi obiettivi, cioè magari per me può essere un obiettivo fare una trasmissione televisiva, fare un tour teatrale, per uno che lavora sui social l'obiettivo può essere fare una campagna di ADV su una cosa, certo. Quindi semplicemente abbiamo degli obiettivi diversi o delle cose diverse, poi non c'è, quindi partendo dal presupposto che non c'è mai competizione, a maggior ragione io non mi reputo in competizione con chi magari, come dicevi tu, usa i social, cioè anche io uso i social tantissimo, esatto. Però è proprio un altro mestiere, cioè è proprio un'altra cosa, quindi io magari poi sto un'ora e mezza davanti al pubblico a teatro e faccio il mio spettacolo, il creator che fa milioni di visualizzazioni magari non ci riesce, quindi semplicemente perché è un mestiere diverso, è una cosa diversa. Invece se qualcuno rubasse la tua battuta senza dirtelo, è successo? Come no, capita. Niente. Buona fede oppure la prende, vabbè, buona fede. Penso con cattiveria. Può capitare in entrambi i casi, perché poi alla fine la creatività a volte a me mi capita di scrivere una cosa che ma questa l'ho già sentita e prima di farla vado a verificare, effettivamente è simile alla battuta. Come il plagio musicale alla fine. Esatto, che magari mi è entrata in testa e io quindi può succedere a tutti, cioè la buona fede esiste in queste cose, però esiste anche tanta cattiva fede. Quello sicuramente mi è successo. E in quel caso ti girano oppure? No, ti girano sempre, perché figurati, ogni pezzo, ogni battuta è come se fosse un figlio, una cosa che tu partorisci, quindi ti dispiace sempre, però alla fine non bisogna neanche troppo affezionarsi alle cose, cioè le idee sono tutto quello che abbiamo, cioè io il mio mestiere è fatto di quello che io penso, di quello che io dico, quindi è chiaro che se me lo rubi mi stai rubando mestiere, però è vero anche che se io mi fermo a quella singola battuta, a quella singola cosa, cioè nel senso devi saper sempre voltare pagina e andare avanti, sapendo che se sei forte poi te ne vengono altre idee, se quella se ne è fregata un'altra, l'ha detta al posto tuo, amen, o si procede per via legale perché poi sono registrati in SIAE, quindi... Parte inversa ti è mai capitato invece? Cioè di aver copiato io? No, ti ho detto sì, mi succede che magari ti viene. Però ti sei fermato in tempo? Oppure ti è successo anche... No, su questo guarda, fortunatamente io ho la fortuna di essere una sorta di database vivente delle battute, per cui tu mi dici la battuta 1, io la riconosco, e se non la riconosco comunque riconosco che è stata già detta, quindi dico aspetta, questa però
è familiare, quindi magari metto a cercare, quindi questo mi aiuta tanto, cioè io ho una memoria di merda nella vita in generale, ma su queste cose sono molto attento. Hai trovato proprio il tuo mestiere questo. Guarda, è una cosa, ci proviamo almeno esatto. Non hai denunce SIAE comunque. No, fortunatamente no, ne potrei fare io, però non ci fa stare. Noi arriveranno a breve, molto dopo. Assolutamente, è quasi scontato. Quasi scontato anche questo. Perché le occasionali già esistate, copiate. Esatto, hai fatto pure i cori sugli occasionali, quindi figurati, quindi tutti quanti. Occasionale è una parola usata troppo ormai. Sì. Zelig, voglio parlare anche di Zelig, perché insomma tu hai detto le tue fonti di ispirazione, abbiamo parlato di Troisi e non solo, tu hai avuto anche possibilità di lavorare con insomma alcuni giganti in questo momento di quello che è il cabaret. Certo. Io ho visto anche ovviamente con Claudio Bisio, i colleghi di Zelig. Se non sbaglio tu hai iniziato quando c'era De Sica? Sì, quella è stata il maestro De Sica. Cristian De Sica, grandissimo. Racconti un aneddoto con De Sica. Penso pensare a qualcosa che si può dire. No, De Sica ha un carisma incredibile, questo ti posso dire, cioè che è venuto a fare nel 2016 la prima edizione che ho fatto sul canale 5 di Zelig, Zelig Event, che festeggiava i 20 anni di Zelig. Nel 2016 c'era Cristian De Sica e Micheluzzi che conducevano. Michelle è una macchina da guerra proprio, cioè una professionista incredibile. Anche De Sica, quindi si equilibravano molto, ma in maniera differente. Cioè De Sica ha quel suo carisma che pure se stava facendo una cosa... Sì, è magnetico. Sì, che non era sua, no? Nel senso che lui è un attore, mentre la Uzzica aveva già presentato Zelig, ho già presentato in generale trasmissioni televisive, lui comunque, sai, è talmente forte la sua presenza che riesce. Però chiaramente poi ti devo dire... Io poi ho visto, cioè oggi Zelig lo facciamo, siamo tornati a farlo con Bisio e lui è il conduttore credo perfetto. Cioè, è il padrone di casa lì. Sì, a parte a Zelig, ma proprio c'è un'energia non tanto nella trasmissione sicuramente, ma noi facciamo tante prove al locale, Zelig in Viale Monza, che non è gli Arcimboldi dove però registriamo la trasmissione, e lui le conduce anche lì spesso le serate, quindi anche quando non ci sono telecamere eccetera, semplicemente è una prova, lui spesso lo prova la presentazione praticamente. Ed è una macchina da guerra. Off record, così proprio, è Claudio Bisio così. Senza off record diciamo che anche peggio. Sono delle parti che andrebbero censurate, no, è una comicità costante. Ed è un'energia incredibile, cioè se io ci mettessi la firma per l'età sua a fare quello che fa, quindi c'è solo da imparare, non lo dico per piangere perché poi uno parla sempre bene delle persone. Vabbè, poi lo facciamo arrivare il messaggio a Claudio Bisio così. Con Bisio veramente. Ma invece tu hai iniziato con Battute. No, Battute è venuto dopo. È venuto dopo? 2019. Battute era su Rai 2. Esperienza bellissima pure quella, perché poi andava in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì in seconda serata su Rai 2, e lì c'era proprio un gruppo di lavoro, era una trasmissione corale, cioè nel senso a Zelig io sono da solo sul palco, anche a Battute capitava nel momento del monologo, però era proprio una situazione corale con altri comici, con colleghi, molti già ci conoscevamo, quindi questo ha giocato a nostro favore, perché chiaramente si crea subito la dinamica di squadra. Ed è stata veramente una bella cosa lì. Giovanni Benicasa, l'ideatore, un genio della televisione, un grandissimo, e quindi assolutamente c'era anche lì un clima goliardico, ed è stata veramente una trasmissione che mi ha fatto molto piacere fare, come Zelig, cioè sono due ambienti in cui mi sono trovato molto molto bene. Mi hai fatto un duo? Mai pensato? No, nel senso mi è capitato di stare sul palco spalleggiato da altre persone, presentazioni, situazioni in cui magari appunto c'era il presentatore, c'era il comico che aveva bisogno della spalla. Per un periodo, quando facevo il primo laboratorio di cabaret che ho fatto al Teatro Diana, per un periodo ci avevano messo insieme i giovani, diciamo, perché io avevo 16 anni all'epoca, volevano fare un quartetto addirittura con altri 3 comici, una ragazza e altri 2 comici, che però poi non è mai andato in scena, abbiamo solo le prove di quella cosa. Un testo tra l'altro secondo me anche molto carino, ma poi non mai fatto. Del 2012, sì. 2012. Ah, quindi tu hai iniziato presto? Sì, minorenne praticamente, avevo 15-16 anni, a 16 anni facevo appunto al Teatro Diana questo laboratorio, è stata una grande palestra, perché poi Diana su 800 posti ogni mercoledì sera, ti fai un po' le 8, cioè poi dopo qualsiasi altro posto in cui vai nulla, perché se sei abituato a 800 persone, quindi quello mi ha aiutato tantissimo, che insomma così giovane iniziare in un contesto così grande, insomma.
E sì, anche i primi laboratori Zelig, che poi al di là della trasmissione Zelig che è iniziata nel 2016, io da prima, poi 2012-13 appunto, facevo i vari laboratori che si tenevano a Roma, il periodo in cui sono andato a vivere poi a Roma per l'università. Salerno ce n'era uno, e a Milano poi quello artistico, quello principale. Che sono una preparazione poi Sì, sono serate live che tendenzialmente si usano per testare materiale. Quindi prima di arrivare tu chiaramente in televisione. Questo pure mi incuriosisce. Cioè, com'è il percorso? Dicevo, sei arrivato a Zelig. Ok, come ci arrivi per esempio a Zelig, passando che c'è un talent diciamo scout? Che non c'è un metodo definito. Cioè ti contattano loro perché magari vedono uno spettacolo o qualcosa sui social? Sì, può succedere veramente in tanti modi. Cioè nel mio caso loro avevano saputo che stavo andando bene nei laboratori, mi hanno chiamato a Milano, mi hanno visto per la prima volta a Milano, avevo 17 anni, e mi hanno detto tu lavori con noi. Ok, così, ti fanno un provino, ti hanno obbligato, firma sul tovagliolo di casa come Messi. No, e quindi in quel caso sì, però sai, è una domanda che chiaramente sai anche ragazzi più giovani che vogliono iniziare, faccio mi fanno spesso. E a me mi dispiace perché pare che uno lo voti, ma non c'è un percorso standard. Questo penso valga anche nella musica, nei percorsi artistici in generale, no? Non è che c'è il concorso alle poste, fai il concorso, passi e o scatto di anzianità, vai in graduatoria. Invece là no, cioè nel senso lì ci può arrivare sia alla televisione, sia insomma in tanti ambiti, in vari modi. Non c'è un percorso standard, diciamo. Io consiglio di avere delle raccomandazioni. Beh, quello va bene. Io non ce le ho avute, se ce le avete molto meglio. In Italia funziona così. Sì, là funziona. Il cavaliere non c'è più, quindi diciamo vabbè, ce ne stanno altre di raccomandazioni. Ci sta. Non è che non hai un parente politico. Per ora no, poi spero che qualcuno si candidi. Una giunta comunale, tutti quanti noi abbiamo parenti. Ci sta, devo cercare nella mia anagramma, come si dice? Anagramma? L'anagramma non c'entra niente. Albero genealogico. Albero genealogico. Lo vogliamo chiamare anagramma? Chiamiamolo un altro programma che chiameremo. Che cambiamo tutte le parole. Anagramma. Ovviamente stiamo dicendo hai collaborato con un sacco di gente, poi magari ci puoi fare una lista ancora, ma il comico che più ti ha fatto ridere dal vivo, però dal vivo. Aspetta, questo è proprio difficile. Sai che è una bella domanda. Perché gli altri si offendono, perciò non volevo ma sai che non era preparata questa. No, ci stanno tante persone che mi fanno ridere, veramente. Cioè, perché poi per un comico ridere è difficilissimo. Cioè, io quando vedo gli altri comici non rido quasi mai. Infatti ti dico, le persone che fanno ridere di più, ti rispondo quelli che fanno ridere di più nella vita. Cioè, per esempio, che chiaramente poi fanno ridere anche sul palco, non è che non fanno ridere, però per esempio Peppe Iodice, con cui lavoro, ho avuto il piacere quest'anno di collaborare ai testi anche tra gli autori ovviamente del Peppy Night, ricordiamo. Peppe per esempio è una persona che se lo conosce nella vita è esattamente come è sul palco, cioè esplosivo, naturalmente comico, è estroverso, e lui nella vita è una delle persone forse mi fa ridere di più in assoluto. Cioè quando facciamo anche le riunioni io spesso me ne vado e non sto scherzando, mi fanno male le guance per quanto ho riso perché lui è uno che fa ridere nella vita così. E poi ce ne stanno, nel senso, a me fanno ridere le cose surreali, mi fanno ridere i comici che hanno invece più uno stile surreale, cioè degli esempi concreti è difficile farti, perché a me mi fanno ridere stronzare, cioè gente che cade come il no sense, diciamo, il no sense mi fa molto ridere. Il paperissimo praticamente. No, paperissimo no, vicini. Io personalmente le tre comicità sono cringe, no sense, cioè quelle che mi fanno ridere, cringe, no sense e poi black humor. Ok, no sense pure io. Cringe, cringe ti fa solo cringe. Sì, cringe sì, se è un cringe costruito, cioè non fatto apposta, scusami. Stile The Office. Stile The Office, assolutamente sì. The Office mi fa molto ridere come serie. Fino alla penultima stagione però. E io non l'ho visto. Fin quando è andato via Steve Carell. Si può dire. Steve Carell che ci segue, anche lui. Ragazzi, se non avete visto The Office, è finito 10 anni fa. È la mia serie preferita, quindi è peccato una cosa. Ma invece serie preferita tua, buttiamola dentro così. Un posto al sole. Un posto al sole. Quanto sei patriota. Invece una domanda cattiva voglio fare. Abbiamo parlato dei comici che ti fanno ridere di più. Invece quelli che ti fanno ridere di meno? Ma ovviamente non farò dei nomi e cognomi perché no, ci stanno comici che proprio non mi fanno ridere, però sai, non è
in realtà non è una cosa cattiva, perché la comicità è soggettiva, cioè nel senso non è che cioè se tu mi avessi chiesto i comici che stanno antipatici o che odio non è una cosa che mi appartiene, però che ti stanno antipatici, chiaro. Chiaramente hanno fatto se la prendi sul personaggio, però che non ti fa ridere uno ci sta, cioè io pure magari a tanta gente non faccio ridere, ma non è che me la prendi, cioè è un fatto di gusti, cioè ti piace il gelato al pistacchio, non ti piace il stracciatello, cioè ti può far ridere uno, non ti fa ridere un altro, è un gusto. Ci sono, a me la comicità è giusto che sia così, retorica non mi fa ridere, la comicità retorica cioè? La comicità che cerca di fare della retorica, quindi se tu dici i politici rubano tutti è facile, veramente è la strada troppo moglie facile. E marito che litigano dopo che ti sposi, ci mette mezz'ora per prepararsi tutte le macchine che non mi fa ridere, perché siamo nel 2023 o se fai un pezzo su Napoli in cui parli per tutto il tempo del napoletano furbo, alla fine mi fai la morale con i violini in sottofondo, non mi fai ridere. Un po' volevo arrivare anche a questo, perché io per esempio vedo tanti comici per esempio del nord molto spesso fanno dei pezzi scimmiottando in maniera bonaria il napoletano. Ne vedo pochi del sud che fanno lo stesso con quelli del nord. Ma ti posso dire una cosa, secondo me più che il comico del nord che scimmiotta il comico del sud, cioè le persone del sud, perché questa è una cosa che esiste ancora, ed è radicato ancora un razzismo nei nostri confronti, questo è credo innegabile, ed è una cosa a cui bisogna rispondere secondo me con l'ironia, con le stesse armi, perché se tu ti pigli collera cioè noi napoletani purtroppo siamo eccezionalmente permalosi, e poi mostriamo anche il fianco, ci prendiamo sul serio in maniera esagerata, e invece dovremmo utilizzare un'altra dote che abbiamo, che è l'ironia, e quindi rispondere a tono. Ecco, ti faccio un esempio, e mi dispiace che già parli pallone per forza. Un esempio calcistico. Il coro sul Vesuvio. Il coro sul Vesuvio. Certo. Allora, rispondere al coro sul Vesuvio cantando il coro sul Vesuvio è l'esempio perfetto. Allora, se noi riuscissimo a fare questo, è la prima penale. La prima mi spiace. Hai tre penali. Strike numero 1. Se noi riuscissimo a fare questo anche con la comicità, con ogni volta uno magari essere un po' più autoironici, aperti, e rispondere con l'ironia, sarebbe bellissimo. Quindi io però ti aggiungo che più che i comici del nord, che magari sono ancora stereotipi sul sud, che ripeto esistono e vanno affrontati, a me credo che facciano più danni a Napoli i comici di Napoli stesso, molto spesso. Perché? Con la retorica di cui ti parlavo prima. Perché molto spesso, proprio passandola per autoironia, si fanno ancora le battute sul napoletano furbo che non timbra il cartellino e il biglietto per salire sull'autobus, e a me quella cosa mi ha veramente rotto le scatole. Da napoletano, non da comico, proprio da spettatore. Cioè a me che il comico napoletano ancora insista su certe cose. Io per esempio gioco tantissimo sugli stereotipi. Ti faccio un esempio. Però cerco di farlo proprio esagerando, cioè ribaltando lo stereotipo, arrivando a ribaltare lo stereotipo. Lo esageri per far ridere. Esatto, per dire è assurdo. Esatto, lavali col fuoco, cioè proprio assecondare quella cosa, perché per me per esempio in questo, torniamo ai punti di riferimento, Troisi ha segnato una traccia che è evidente, le interviste di Troisi a Pippo Baudo in cui parla di Napoli dicendo io c'ho un impermeabile, non me lo metto perché a Napoli sta sempre uno piezze solo tanto, è proprio quella cosa di dire gli stereotipi vanno combattuti così. Ecco, io sono proprio d'accordo con quella, poi è chiaro, no? Ognuno poi a suo modo, nel mio piccolo, però è quella secondo me la strada giusta, non è fare una finta difesa di Napoli con i mandolini sottofondo, dire siamo meravigliosi, siamo i più bravi, siamo i numeri uno, Avizzo mandolini. Quello secondo me è proprio dannoso. Questa era una frecciatina. Sì, sono tutte frecciate, pieno di frecciatine. Non ho detto i nomi e cognomi, ma se trovatele tutte per eccetera. Che rapporto hai con i social invece? Dicevamo buongiorno e buonasera. Buongiorno e buonasera. No, tu carichi spesso sui social. Sì, li uso. Sono abbastanza recente, diciamo, nel senso che quali usi? Instagram? No, tutti. OnlyFans. Tutti. Quello mi manca, ma secondo me ho saputo si fanno parecchi soldi. No, li uso abbastanza di frequente, cioè nel senso sono recente in questa cosa, dicevo, perché per anni ho fatto sto mestiere però senza pensare a come promuovere queste immagini sui social, anche perché forse erano ancora acerbi i social stessi. Perché hai raggiunto una community molto importante. Sì, e infatti devo dirti che poi sto avendo dei risultati, mi fa piacere e mi rendo conto che alla fine poi è tutto collegato. Cioè non è
immediato, perché come dicevo prima, nel senso, non è scontato, scusami, nel senso che 50.000 follower non significa 50.000 spettatori paganti a teatro. Questo poi è l'errore che spesso fanno non tanto i creator ma i produttori, che dicono: mo faccio fare il film a questo che ha 300.000 follower. Si scema, perché 300.000 follower non ci vuole niente a mettere follow o like a un video. Alzarsi, pagare un biglietto, sedersi a teatro, al cinema è tutta un'altra cosa. Quindi bisognerebbe valutare le persone non per i numeri sui social ma per i contenuti che fanno. Ma questa è utopia. Considerando che appunto questa è utopia, siamo nel 2023, è importante stare pure là sopra e cercare di vendersi, perché poi alla fine quella è una vetrina. Cioè io per esempio non li uso mai per cose, per ci vado al ristorante, non faccio la fotografia, perché penso che non ti serve a nulla. No, ma penso che non interessi veramente a nessuno. Cioè o magari interessa, ma non cioè vedere un po'. Condivido appieno questa cosa. Quindi io lo uso solo per motivi professionali, perché su quello invece. Quindi i video te li fai tu, cioè li monti e carichi tu. Sì, sono un perfezionista, quindi pure quando delego poi alla fine rompo le scatole al videomaker, quindi alla fine ciò che mi dà una mano a quel paese eventualmente. Per esempio lo special che ho fatto mo, che ho pubblicato su YouTube, uno special montato, girato insieme a dei videomaker professionisti. Francesco Mucci che ha curato la regia e ha montato poi i reel tratti da quella cosa, quindi chiaramente in quel caso c'è un lavoro, nel senso poi c'è un più profondo. Senso, io mi posso mettere i sottotitoli su un reel su una cosa a volo, ma nel momento in cui devi fare una regia con 4 camere con i sottotitoli assolutamente. ti affidi a dei professionisti, cioè sta anche là, hanno riconosciuto i limiti. E devo dire, Francesco è stato molto bravo con questo special, si intitola Un'altra cosa, che sta appunto su YouTube, perché è un'altra cosa rispetto allo spettacolo che faccio dal vivo, per cui si chiama così. Ci sta. E tu invece hai fatto, secondo te, se personalmente sei diventato più noto attraverso proprio questi social oppure attraverso la TV? I social. Sì, nel senso che la televisione serve, è molto importante, perché come percezione da parte delle persone, purtroppo anche lì sarebbe bello se la gente valutasse un artista indipendentemente da cosa ha fatto, però è innegabile che se tu sai quella ha fatto la televisione eccetera, sei condizionato nel giudizio, che insomma non è bellissimo, però quando poi capita a te almeno lo sfrutti. Quindi sicuramente la televisione ha un valore ancora oggi, perché il concetto è che sul web ci possono andare tutti, in televisione no. Quindi banalmente dici: ho fatto Canale 5, tu hai fatto TikTok, non è esattamente la stessa cosa. Però ti dico che spesso mi capita che la gente magari sa anche del fatto che io sono stato in televisione tramite i social. Non perché mi ha visto direttamente su Canale 5, ma perché ha visto lo spezzone di quella cosa su TikTok. Quindi a me è capitato recentemente che la gente mi fermasse per quella cosa, cioè per TikTok. Sei quello di TikTok, cioè non sei quello di TikTok, è bello, ma è nickname. Purtroppo quello di TikTok. Però sempre peggio questi social, tra l'altro. Sì, però sai, li devi usare, cioè nel senso devi padroneggiare, cioè io non sono per lo snobismo da questo punto di vista, perché che c'entra? Quello è un mezzo come la televisione, è un mezzo come la radio, cioè è un mezzo, sai come lo usi, ovviamente. Sì, e poi ognuno si fa, è come se avessi un tuo canale personale televisivo su cui andare a gestire un palinsesto. Cioè io quando metto dei video so che c'ho un piano editoriale, come si fa, come fanno i social media manager per le aziende, e io ho un piano editoriale in cui esce un reel a settimana, 3 sai TikTok, già quando farli uscire, come postarli. Certo, tu ti fai, la community poi si regge anche su quello, perché quello magari ti segue, però tu gli devi anche offrire dei contenuti, quindi a questo punto quando mi parli di contenuti, visto tra social media manager, il pensiero va su monetizzazione, guadagni, eccetera, esordio. Cioè quanto sei ricco? No, stavo dicendo quello, tu come al solito vai andare subito diretto. Al commercialista, lo chiamiamo in diretta. Davide, fammi sapere. No, però raggiungici negli comico, cioè, sfatiamo anche alcuni tabù, perché molti dicono quanto potrà mai guadagnare? Dipende quante cose fai. Esattamente. Però il fatto che vengano utilizzati anche i social, che immagino siano comunque monetizzati in qualche allora io per esempio solo YouTube c'ho la monetizzazione, che è il social su cui ho meno follower, quindi sono proprio scemo, dichiarato. No, però TikTok, Instagram, Facebook non ho attivato la monetizzazione, perché io preferisco, perché secondo, sai, alcune teorie dicono che se attivi la monetizzazione ti toglie un po' di visibilità, di possibilità di andare in trend, eccetera. A me interessa più far crescere la community, almeno in questa fase, piuttosto che monetizzare, perché i social non sono la mia fonte di guadagno principale, non sono la mia fonte di guadagno in generale, quindi il mio lavoro è un altro.
quindi io li devo utilizzare come vetrina e devo fare in modo di ottimizzare quella vetrina e arrivare a più persone possibile. Chiaro. Quindi se mi metto a guadagnare da quello si inceppa un po' sto meccanismo, quindi io devo guadagnare dai soldi che faccio andando a teatro, andando in televisione, andando a fare le cose per cui mi chiamano, e quindi avere un fattore di conversione tra follower e spettatori paganti, gente che domani si compra un libro scritto da me, una cosa, cioè quello è il mio lavoro, quella è una vetrina, quello è un mezzo, quindi io non è proprio nei miei obiettivi, almeno oggi, guadagnare da quello. E lo stato di salute del teatro italiano com'è in questo momento? Perché noi teatro... si parla molto spesso di cinema, per esempio vedi cinema su cinema che chiudono, in questo momento è tutto in streaming, tra Netflix eccetera eccetera, esce un film dopo 2 o 3 settimane te lo trovi su una piattaforma. Certo. Il teatro invece com'è lo stato di salute? Non te lo so dire, perché io non faccio teatro, cioè nel senso, io ti posso rispondere sui miei live, sui numeri che attualmente faccio io, ma io li farei lo stesso, cioè nel senso che la gente che viene a vedere a me, se io dico vediamoci al teatro tal dei tali, o nel locale, o nel club, chi le vengono lo stesso è che hanno rispettato me, quindi sullo stato del teatro in generale, uno, non faccio teatro, due, non ti so dire perché vado spesso in programmazione in teatri, così come vado nei locali, nei club, però cioè, io penso che in questo momento ogni artista abbia, come diciamo prima, no? si punta tanto alla segmentazione, cioè nel senso il pubblico è anche molto frammentato, per cui indipendentemente dal contesto tu segui quell'artista per quella cosa, e poi bisogna capire cosa è disposto a fare il fan per l'artista, cioè nel senso, se domani fai uno spettacolo, il biglietto costa 15 euro, quanta gente viene? Se ne costa 50, quante persone vengono? Forse di meno. Se fai un film, quanti vanno al cinema? Quindi quello poi è un altro discorso, quindi più che fare discorso generico sul teatro, sul cinema, su cui ripeto non ho proprio dati per poterti rispondere, c'è un ragionamento personale, segmentato, frammentato, che ogni artista fa sul proprio percorso, quindi più su quello. Quindi tu dici meglio indirizzarsi che diversificare troppo a questo punto? Ma sì e no, cioè nel senso che io non mi precludo nessuna possibilità, nel senso che ovviamente. oggi faccio live e televisione, domani sicuramente vorrei fare cinema, vorrei fare altre cose, però dipende da le cose devono arrivare nel momento giusto. In che film del passato, poi perdonami se in che film del passato ti vedresti a questo punto? No, più che altro a me piacerebbe raccontare delle storie, cioè farlo un po' come faccio i miei monologhi, no? Che li scrivo e li interpreto, fare sia da regista perché sai, spesso c'era questa tradizione negli anni 80, in Italia è arrivata in maniera massiccia con Verdone, Troisi, Benigni eccetera, che i comici passassero dal teatro alla televisione, dalla televisione al cinema, in veste di attori, protagonisti chiaramente, perché è quello che la gente voleva, ma anche registi e sceneggiatori, no? Perché raccontavano una storia e la vivevano, la interpretavano. A me piacerebbe fare quello un domani, quindi un film del passato mi piacerebbe, i film un ruolo che per esempio hai visto un ruolo e cavolo, però ma io e Andy Woody Allen, il ruolo di Woody Allen, però forse non sarei stato adatto con l'accento napoletano, non lo so. Vabbè, Woody Allen napoletano, però pure secondo me è il suo perché. La versione tipo neomelodica dei film. Ma io non sono neomelodico, quindi non ti potrei aiutare manco su questo. Ma tu fai anche laboratori dove insegni? Sì, questo è il secondo anno al Teatro Totò qua a Napoli, mi hanno dato questa opportunità l'anno scorso, anche qua premessa lunghissima, io non mi vedo come insegnante né tantomeno mi considero tale, però il mio ragionamento è stato: io vorrei fare sempre più cose per il territorio, per Napoli. La stand up a Napoli è ancora in maniera molto acerba, se non lo faccio io un corso sulla stand up probabilmente lo fa nessuno, e quindi ho detto ok, facciamolo, impostiamolo come un laboratorio. E devo dire grazie insomma a Salvatore Liguori, alla famiglia Liguori e Teatro Totò, che mi hanno seguito in questa cosa proprio esattamente come volevo, perché come volevo farla io, perché a me stanno proprio sulle scatole delle accademie di recitazione in generale, c'ho proprio un problema perché danno questa illusione a tutti che tu diventi il nuovo Al Pacino, però dammi i soldi della quota mensile. Quindi questa cosa qua mi ha sempre come i programmi per dimagrire, quelli dammi 50 euro e tra 3 settimane avrai un fisico. Però se lo fai con l'arte pure è grave, cioè nel senso, se tu illudi dei ragazzi, cioè, quindi io la prima cosa che ho detto facciamo dei provini, io il corso lo faccio, però quindi c'è una selezione per gli studenti. Sì, perché se arriva uno, pure perché è un corso di stand up, e quindi se mi arriva uno che dice barzellette, bravissimo, ma non sei quello che cerchiamo. Volevo fare una cosa, capito, che avesse un senso da questo punto di vista, e creare un punto di ritrovo, di riferimento. Anche quest'anno, questo è il secondo anno,
la soddisfazione. Ci sono dei ragazzi che insieme, come lavoro proprio di gruppo, chiaramente con la mia guida, ma è un lavoro veramente di gruppo, lo dico, cioè non per umiltà, perché veramente è così. Si crea insieme la soddisfazione mia, che poi si arriva a creare dei pezzi, dei monologhi, delle battute che portano su qua, che fanno ridere. Come si svolge la formazione dei giovani artisti? Allora, cioè tu lavorerai piano teorico, piano pratico? Sì, teoria molta pratica, però ti dico solo che il corso ha un l'impatto titolo. col pubblico pure, che immagino non siano abituati. Certo, no, vabbè, quello lo impari solo sul campo. Certo. Infatti il corso ha un titolo che non si può insegnare la comicità, quindi per mettere subito le cose in chiaro, il titolo del corso è questo, perché io ci credo, cioè nel senso non è una cosa che posso insegnare a nessuno. Io quello che posso fare è che dico ai ragazzi al corso, insomma ho detto al teatro, è mettermi a disposizione, cioè mettere a disposizione quelle che sono state, per quanto io sia giovane, però 10 anni di carriera, le esperienze che ho fatto, e quindi io ho notato che nel fare questa cosa mi è stato utile sapere questo, che si fa così, così e così, e metterla a disposizione di altre persone. E poi nel caso specifico con la pratica, con la scrittura di un pezzo, dire sta battuta se la sistemi così secondo me fa più ridere, il pezzo deve avere questa struttura eccetera. Nel corso nello specifico ho fatto una prima parte di teoria, proprio dalle basi, come si scrive una battuta, come si costruisce un pezzo, quali sono gli appuntamenti comici, quali sono le cose, il ritmo eccetera. Ovviamente anche lì non c'è un metodo scientifico, non è che si fa così, così e così, una operazione matematica 2 più 2 uguale 4, la comicità non funziona così, quindi essendo soggettiva, però c'è sicuramente una grammatica di base, un linguaggio comune sulle strutture delle battute, sul modo di stare sul palco eccetera, che si può cercare di trasmettere, e da lì poi far nascere delle cose. E invece il provino, cioè se tu insegni diciamo determinati linguaggi, il provino su cosa si basa? Ma il provino si è basato, cioè se loro avevano un pezzo ho detto fatemelo sentire se avete già scritto qualcosa eccetera, se non ce l'avete semplicemente presentatevi, ditemi perché volete fare il comico, perché vi piace, quindi in base a quello, anche un po' a sensazione, perché come dicevo secondo me veramente la comicità non si insegna, nel senso che c'è un talento di base, la naturalezza che tu vai a vedere. Sì, no, c'è proprio un talento che tu devi avere, cioè una scintilla. Il comico è uno che è proprio strano, cioè deve avere delle cose. Cioè noi siamo un po' malati, cioè io sono malato di me perché io vedo delle cose storte dove la gente le vede dritte. Cioè il comico deve avere questa abilità di vedere delle cose che la comicità si va a insinuare anche nelle cose drammatiche della vita, riuscire a coglierle, capirle e portare sul palco è un'abilità, quindi devi avere questa scintilla qua. Però da sola non basta, cioè il talento da solo non basta mai, questo un po' come nel calcio, questo l'ho detto io, quindi la penale la paga lui, perché sì, è come nel calcio, quindi puoi avere il talento, però se non ti alleni, se non mantieni la forma fisica, la cosa, la comicità è la stessa cosa. Deve essere un talento alla fine. Devi allenare, devi perfezionare, devi metterci la tecnica, e poi si impara, ragazzi, facendolo. Cioè questo mestiere tu più fai più cresci. Cioè esperienze col pubblico, serate brutte, serate difficili, serate variegate. A parte te ovviamente, chi è il giovane talento? No, ma io a 27 anni non posso proprio dire, non lo so, non lo sai. So io. Viva sono ancora io. Viva la sincerità. Nel senso che sono ancora io che devo migliorare, imparare e crescere. Cioè questo è vero, però insomma, tu hai parlato praticamente da 15 anni, hai cominciato, avevi 15 anni, adesso sono più di 10 anni. Insomma, sono più di 10 lo fai da un bel po' di tempo. Ma invece stavi dicendo le serate no. Sì, sono mai capitate? Sì, succedono, fortunatamente non tantissimo, nel senso che in qualche modo poi ci vuole, con l'esperienza te la porti sempre a casa. Però non tutte le serate sono serate top che dici wow. Cioè, sono serate in cui non ride nessuno. Allora, non ride nessuno, o che tu non sei un genio magari. Forse non mi è mai capitato. No, che io non so di genio, sì, però là è un interruttore che tu accendi, cioè nel senso là un po' di adrenalina, un po' no, devi imparare a spegnere la vita privata. Cioè nel senso, io sono salito sul palco il giorno dopo che era morto mio nonno, quando mi aveva lasciato la ragazza, cioè là tu spegni e stai facendo il comico. Là è Vincenzo Comunale comico, non è il ragazzo. Non è Vincenzo Comunale persona privata. Assolutamente, cioè là devi imparare a
perché poi è un gioco di emozioni anche col pubblico, e se tu ti porti sul palco delle emozioni di vita negative, chiusura, si vedono, quindi tu devi, in quel momento sei lì per vivere insieme a loro quell'esperienza di spettacolo, dopodiché si parla di tutti i problemi. Tu scherzi spesso col pubblico, tra l'altro, ho visto nei video. Sì. E quella è una cosa improvvisata o è studiata anche quella? No, improvvisata, cioè l'improvvisazione, ecco, è una di quelle cose che non si impara, cioè non puoi ne imparare, non te lo può insegnare nessuno. Spesso appunto al corso i ragazzi dice ma come, non so, cioè nel senso è una cosa che fai perché viene naturale, però il grande segreto per improvvisare bene è avere tanta memoria e tanta preparazione sul proprio testo, paradossalmente, perché se sei all'interno di uno spettacolo di un'ora e stai improvvisando con quella persona, devi avere talmente tanto sicuro il tuo repertorio da poterci rientrare in qualsiasi momento, perché sennò ti perdi nell'improvvisazione, perdi il filo del discorso e sei fregato. Invece avere del materiale nel quale rientrare e averlo bene chiaro nella tua testa è importante. Sapere dove avevi lasciato, se no dici dove ero rimasto, ed è brutto e avere tanto altro materiale da cui pescare al momento dell'improvvisazione. Ho visto molto spesso quando la gente si alza, tu li richiami. Tu qualsiasi cosa succede, il comico non può ignorarla. Non è come a teatro c'è la quarta parete, no? Quindi tu, l'attore è immerso nel personaggio, lì io sono immerso in quello che sta succedendo in quel momento, quindi io devo avere assolutamente coscienza. Se uno prende una caramella nella borsa in seconda fila, io me ne devo accorgere, guai se non me ne accorgo. Cioè io devo avere controllo su quello che sta succedendo, così che se decido di dire qualcosa deve essere qualcosa di funzionale, non è che dico richiamo gente a casa. Cioè devi avere un po' coscienza e sensibilità del pubblico, che ti aiuta anche a capire, dice, mo su questo argomento non stanno andando tanto, forse faccio un'altra cosa. Cioè avere sempre la sensibilità attiva nel quindi diciamo tu parti con un'idea, una scaletta, però la maggior parte delle volte spesso può essere anche stravolta in corso d'opera. Essere stravolta, non la maggior parte delle volte, nel senso che lo spettacolo però poi se ti accorgi di un qualcosa che non va, oppure ti accorgi di un qualcosa del pubblico che dici questo può funzionare, effettivamente prendi e stravolgi. Assolutamente sì. E qualcuno che invece si è offeso qualche volta che l'hai... Ma no, perché io non cerco di non... Il mio modo di interagire, per esempio di improvvisare, no? Anche qua, secondo me veniamo da un retaggio di... Il comico che improvvisa è il comico che se la prende con quello in prima fila, mi rendo conto che ci sia questo pensiero, perché spesso è così, cioè nel senso molti miei colleghi, soprattutto insomma di un'età più alta, cioè più elevata, fanno questo, e a me insomma questa cosa non piace. Io cerco di interagire col pubblico politicamente corretto, ma no, nemmeno perché si può essere politicamente scorretti, però io se interagisco con te è perché quello che tu mi dici può servire per riderci insieme, cioè io rido con te, non di te. È diverso ridere di una persona e con una persona. Certo. Io cerco di prendere in maniera ricettiva, come dicevo prima, quello che tu dici, sottolineo una contraddizione, una cosa che hai detto, ci costruisco qualcosa sopra, ma non ti sfotto per la camicia che ti sei messo. Cioè quello per me è... no, cioè non mi appartiene, non lo condivido. Anche secondo me anche poco di comico, se l'intento è interagire con il pubblico, ma guarda, credo che sia il tipo di interazione sbagliata. È la cosa che ti può dire l'amico tuo al bar. Allora esatto. Se te lo può dire l'amico tuo al bar, forse non è una cosa così artisticamente valida. Perché io sto comunque su un palco e tu hai pagato un biglietto, quindi assolutamente. Se io dico qualcosa, non dica che adesso sembra una cosa incredibile, però quantomeno deve essere un contenuto. Rispettoso. Non è un contenuto la barzelletta, la cosa che dice l'amico al bar, la simpatia dell'amico al bar, la non è una cosa particolare, gratis al bar. Da me deve avere un contenuto. Senti, so che sono tutti figli tuoi, quindi è come scegliere tra mamma e papà. C'è uno spettacolo su tutti che ti ha reso più orgoglioso, o una battuta su tutte che ti ha reso più ci sono orgoglioso? Sicuramente delle battute che ti porti nel cuore per motivi, insomma, per vari motivi che ti hanno sempre dato soddisfazione, però non bisogna, come dicevo prima, mai affezionarsi troppo, perché sennò fai un errore, no? A Louis C.K. per esempio disse questa cosa bellissima, c'è un discorso al funerale mi pare di Bill Hicks, di un altro comico americano, di George Carlin, scusa, in cui diceva che lui, dopo aver visto quel comico sul palco, aveva buttato via tutto il suo repertorio che aveva scritto in 16 anni e aveva ricominciato da zero. Bisogna avere coraggio per fare quello, quindi devi avere coraggio, perché significa che in quel momento stai investendo su te stesso, sulle tue abilità, non su quello che hai fatto ma su quello che puoi fare, ed è un po' l'operazione. Mo io devo scrivere lo spettacolo nuovo, sto scrivendo lo spettacolo nuovo
e non devi pensare a quanto erano belle le battute di prima, ma quanto possono esserle quelle di dopo. Quindi quando ci sarà lo spettacolo, tra l'altro? Allora, l'idea, diciamo, la prima data già c'è, perché sarà proprio a Napoli. Io vorrei ricominciare, ricomincerò da Napoli il 10 dicembre al Teatro Trianon. Sì. Quindi insomma ci tenevo, anche quest'anno a febbraio ho esordito a Napoli al Teatro Nuovo e poi sono andato in giro, insomma, a Milano, Roma, Parigi, ho fatto una data all'estero. Quest'anno insomma sarà un po' la stessa, quindi ricomincio a dicembre dal Trianon per poi partire. Vorrei fare delle città, insomma, anche in cui non sono stato e tornare in altre, quindi sicuramente Roma, Firenze, queste città qui, e dal 2024. Però insomma, quindi questo autunno-inverno, parallelamente all'attività di Zelig, vorrei, insomma, sto scrivendo già le cose nuove, lo spettacolo nuovo. Però ci sono dei pezzi a cui si è affezionato, sicuramente, tornando alla domanda che mi facevi, il pezzo che ho fatto sulla Camorra che ho portato a Zelig, sì. Quest'anno sicuramente è un pezzo a cui tengo tanto perché c'ha un'importanza sociale. Sì, c'è un contenuto che mi piace molto, mi piaceva portarlo sul palco in quel modo e sottolineare quelle cose. Però sì, tutti poi, come dicevi tu, su figli, che poi tra l'altro il comico deve essere quasi sempre aggiornato sulle ultime news. Perché può utilizzarlo come la intendo io, sì. Poi stanno i comici, hanno lo stesso spettacolo a 10 anni, però io no, non ce la faccio. Mi piace molto scherzare sull'attualità quando ho qualcosa da dire. Cioè, nel senso, non è che se succede un fatto clamoroso, Luis, Sale e Fedez litigano, non ho assolutamente nulla da dire, né mi interessa. Puntata del podcast, seconda volta che nominiamo. Sì, la prima puntata è proprio la battuta che abbiamo fatto, perché esatto, la mamma e l'avvocato. Ecco, io per esempio, quello è un fatto di attualità, non ho detto nulla. Perché è già stato usato in modo no, perché io non c'ho niente da dire. Se avessi avuto qualcosa da dire su quella cosa, lo dicevo. Mentre spesso capita, insomma, che scherzo su cose di attualità. Tipo sommergibili che non sono più risaliti. Manco su cui non c'ho nulla, veramente. Se trovo una chiave comica, pure perché io penso sempre che, siccome poi quando succede un fatto di attualità tutti ci dicono cose sopra, sì, certo. Tutti ci scherzano sopra, io se trovo la chiave diversa, originale, lo faccio. Se no, perché devo aggiungere una cosa, una marea di roba che già hanno detto tutti? Si perde così. E io cerco sempre di farlo, soprattutto dal vivo questo. Cioè, se ho fatto lo spettacolo la settimana a Roma, la settimana in cui era morto Berlusconi, e quindi c'era il funerale quel giorno là a Roma. No, a Milano forse, non mi ricordo. No, a Milano forse. Comunque vabbè, si va a Roma, però non so, c'è lo stesso Berlusconi, sicuramente non tra di noi. Milano. Insomma, lì cioè, nel senso, lì io ci ho detto delle cose perché certo. Insomma, era proprio, sentivo poi chi mi segue se l'aspetta pure, cioè nel senso, è strano che tu fai uno spettacolo e parli di cose, è successo un fatto clamoroso, non ne parli. Parla, ci sta. Sì. Invece LOL, come lo vedi? Se ti chiamassero? Ma se mi chiamassero valuterei sicuramente. È un programma che noi ti sponsorizziamo. Vabbè, mi fa piacere, ditelo, fatelo sapere ad Amazon Prime. Chiara Ferragni, tu e Fedez. Capito, per quello siamo tornati. Certo. Ma ti piace come programma? Ti fa ridere? Sì. Ridere è sempre una parola grossa. Cioè mi intrattiene sicuramente. Ci sono andati anche degli amici, dei miei cari amici. Cioè è un programma che ha avuto un grande successo, quindi ha fatto molto bene alla comicità, secondo me, perché poi quando un programma comico va bene va bene per tutti. Assolutamente sì, è proprio una legge di mercato. E infatti è stupido poi il ragionamento di chi dice faccio questa trasmissione e spero che quell'altra trasmissione comica vada male. Invece è proprio che ne capito come un meccanismo. Invece no, io tifo infatti per tutte le trasmissioni comiche, assolutamente, quindi LOL compreso, che ha dato veramente grande luce alla comicità, quindi tutti quanti poi successo di LOL, ma fai format comici, tutte le altre reti. Chiaro. Hanno capito, la gente è un volano così. E quindi no, assolutamente, ed è un programma secondo me interessante. Forse un po' hanno tirato un po' la corda, cioè nel senso hanno fatto tanti spin-off, tante cose, sì. E dopo un po' si è perso quell'effetto, no? Perché LOL la prima stagione era la novità. Hai provato la scia del successo in questo caso, penso che hanno forzato un po' troppo la mano. È come quando fai 20 remake dello stesso film, esatto, dopo un po'. Però se fai delle cose che fanno ridere sempre, per carità, pure se è il 20° remake.
Senti, che rapporti hai con gli altri comici napoletani? Ne abbiamo parlato. Buoni, tendenzialmente buoni. Sì, no. Adesso parlando di LOL mi è venuto in mente ovviamente di Jackal, che ci conosciamo, come no? Ciro, con Fabio, con Flo, eccetera, no. eccetera. No, pensavo anche altro, ti ho detto, parlavi prima di Salemme, io se ti dico invece Siani, per esempio. Siani pure ci conosciamo, sì. No, allora, sai... Anche lui è cambiato tanto nell'arco della sua carriera. Vabbè, lui pure, per esempio, Fiesta è sicuramente uno spettacolo che ha segnato qualsiasi adolescente, certo. Quindi figurati uno che poi ha iniziato a fare il comico come me, quindi è normale. Per esempio di Siani, io quello che ho cercato di rubare da mestiere è la velocità, la rapidità delle battute, i tempi comici. I tempi, è che quello però, capito, è nato fatto che non impari, cioè o ce l'hai o non ce l'hai. Sì. Più che altro come dire, il ritmo nel fare le battute, quello sicuramente è una cosa che ho cercato di prendere da lui. Siani almeno prima maniera una mitraglietta, cioè non si fermava mai. No, poi sicuramente sullo stile, sui contenuti ci sono grandi differenze, cioè Siani fanno fatti, ne faccio nato, Salemme ne fa nato ancora, che poi è teatro, nato fa. Certo. Quindi poi è anche bene così, che ognuno abbia la sua dimensione, che abbia la sua identità, il suo stile molto differente, sì. E tu organizzi open mic, sessioni di open mic, sì. Giusto? Sì, qua a Napoli io e il gruppo di cui faccio parte si chiama Allert Comedy. Ok, il collettivo sarebbe. Che è un collettivo, Allert è la traduzione di allerta. Bravo, non tutti lo capiscono. Che il simbolo è un punto esclamativo di allerta, ma in realtà alert è anche in piedi, quindi stand up comedy. Bello, geniale. Ti ringrazio. Questa è il titolo di mia invenzione. Il gruppo siamo io che di solito faccio da MC, da presentatore delle serate, come ci sono Davide DDL, Adriano Sacchettini e Flavio Verdino, quindi siamo in 4 più Rosa Di Sciuva, insomma il quinto elemento femminile si è aggiunto recentemente, diciamo. E poi ci sono tanti ragazzi che si iscrivono a Open Mic, che partecipano regolarmente, e ci esibiamo in vari locali, diciamo tra centro, periferia, e abbiamo questo format che si chiama Alert Comedy, che adesso ha anche dei canali social dedicati e su cui produciamo insomma dei contenuti di stand up, ma non solo, anche degli sketch, insomma facciamo varie cose e cerchiamo di dare sempre un palco a chi si vuole esibire, perché io quando ho iniziato a fare stand up nel 2015 lo facevo a Roma perché vivevo lì e a Napoli non c'era nulla. E noi siamo stati i primi a mettere su una scena napoletana per chi volesse insomma esprimersi anche in questo tipo di comicità, quindi solo con i monologhi anziché il laboratorio di cabaret come io stesso l'ho frequentati, sì. Però lì c'è solo quello, mentre chi magari segue la stand up vuole vedere la stand up dal vivo non aveva, c'era solo il contenitore varietà, mentre noi abbiamo creato delle serate apposite di stand up comedy che finalmente sono quanto è stato difficile portare la mentalità dello stand up comedy a Napoli? Sì, è stato difficile, non lo nego, però alla fine l'importante è che poi pian piano il locale capisca, cioè il proprietario del locale, le persone che organizzano capiscano che cosa stai facendo, perché all'inizio tu vai, cioè, che state facendo i barzellette, che poi non deve avere neanche la presunzione di dire ok, però chi le fa un automastia, chi le vende i cocktail, cioè è un imprenditore, stava lavorando a un locale, la parte artistica ce la metto io, quindi banalmente però è giusto poi capirsi per comunicare bene cosa si sta facendo là dentro, che serata è, eccetera. Quindi c'è un po' di difficoltà, però una volta che il pubblico ha capito, si è affezionato, noi abbiamo adesso dei locali fissi in cui lo facciamo, la gente torna, sa che vede quello, oppure si spande la voce, vengono altre persone, sicuramente quello poi aiuta il passaparola, i social. Curiosito, non mancherò. No, assolutamente, sono molto curioso e assolutamente. Facciamo l'invito proprio a tutti quanti, anche i nostri telespettatori, di seguirli da vicino e via social, ovviamente, perché state facendo un grandissimo lavoro e quindi davvero grandi complimenti da parte mia. Vincenzo, non so se c'hai qualche altra curiosità. Io non vedo l'ora di vederlo. Quindi organizziamoci. Esattamente. Anzi, potremmo anche, noi non lo conosco, amico mio, no? Esatto. Sì, cioè, il mio carissimo. Siamo così. Io tanto non nego, sì. Sì, ci sono tutti, no? Aveva una faccia. Infatti così faremo. Assolutamente sì. Ti chiedo anche in ultimo, abbiamo parlato ovviamente di Siani e altro, della comicità napoletana, eccetera, calcio adesso lo dico. Mo si può parlare perché siamo in conclusione, quindi la gente già si sarà sfastriata e quindi torniamo a parlare un attimo di calcio, di pallone. Come l'hai festeggiato questo? Allora, io stavo ho festeggiato, sono un po' stanco fisicamente, sto festeggiando 6 mesi ininterrottamente.
No, festeggiato nel senso ero allo stadio Maradona, la partita proprio quella con l'Udinese, quindi con i maxi schermi, proprio la notte in cui è successo, diciamo, per me conta quella. Il 4 maggio a di 25 feste dopo, però io ero lì a quella originale, l'ufficiale. E quindi sono poi sceso in strada con gli amici, insomma, tutta la notte abbiamo festeggiato assai. E poi, insomma, poi abbiamo fatto lo speciale del Peppi Night al Palapartero, perché io ero pure là, quella è stata un'altra grande festa, il lunedì subito dopo praticamente. Infatti come festa spettacolo è stata la prima, in effetti. E poi stiamo ancora festeggiando, veramente, cioè, non si finisce. Curiosità, stand up comedy, chi meglio, Spalletti o De Laurentiis? Secondo me De Laurentiis come comico De Laurentiis potrebbe essere, a dei tempi teatrali e comici pazzesco. Non dimentichiamo che ha lanciato tutta la catena dei film. Ragazzi, ma De Laurentiis come comunicatore eccezionale, è un uomo di spettacolo, non ce lo scordiamo, cioè sicuramente è un grande imprenditore, un presidente, un produttore cinematografico, ma è un uomo appunto, il cinema lui lo fa ed è un uomo che sa comunicare le cose. E quindi ha un grande carisma, secondo me, cioè veramente c'ha una grande anche bei tempi comici. Io ho paura che mi ruba il mestiere, poi mangia Cattaina a squadra, cioè anche perché ormai sta facendo un po' di tutto. Tra poco si mette a fare pure il direttore sportivo. Sarebbe De Laurentiis all'open mic di Vincenzo Comunale. Secondo me sfonda tutto. Poi me ne devo andare io, quindi è meglio di no. Presidente, continuate a fare presidente, faccio comica, lasciamo stare. Senti, buoni propositi per la prossima stagione. Per l'anno nuovo, per l'anno nuovo. Vabbè, siamo però... Per il Ferragosto, no, che fai a Ferragosto? No, restiamo sul Napoli, anche perché c'è stato questo cambiamento, è andato via Spalletti, è arrivato Rudi Garcia, adesso vediamo che succede con i giocatori. Come la vivi? Perché qua già in molti sono preoccupatissimi. Vabbè, ma il napoletano è così, il tifoso napoletano è così e ci sta. Anzi, io voglio suggerire questa cosa, cioè di essere assolutamente scettici, perché con Spalletti ha portato bene. Esatto. Invece io sto venendo troppo ottimismo di gente che dice sì, fidiamoci del presidente. No, ricordate quando è arrivato Spalletti tutti quanti ma come fa, ma quando mai? E poi sappiamo com'è finita. Quindi continuiamo a fare continuiamo con la nostra strategia, ma come fa Rudi Garcia? Così può essere che finisce lo stesso. Mi piace assolutamente. Poi perfetto per il napoletano, quindi non dovremmo avere grosse su questo, sulle lamentele non basta. Se vogliamo cambiare proprio adesso, primo pareggio, la prima sconfitta, il napoletano dirà lo Spalletti è Serie B, è Serie B. Siamo arrivati in conclusione invece degli occasionali, un po' di calcio l'abbiamo fatto, parlato, ma va bene assolutamente così. Vincenzo, è stato un grandissimo piacere, anzi io ti faccio mille davvero a voi, tantissimi complimenti a te, a tutta l'equipe per tutto quello che fai, ti verremo prestissimo a vedere. Queste quelle frasi di circostanze che si dicono in estate, però non ci perdi mai vista, ma non ti preoccupare. Vabbè, sempre a Napoli siamo tutti quanti, no? Quindi... Io non sempre, però giustamente Vincenzo gira, però l'open mic lo stai facendo a Napoli. Sono a Napoli, quindi andremo a vedere questo, grazie al nostro Vincenzo. Grazie mille. Noi ci ritroviamo come sempre domani. Terza puntata del podcast, sempre 17-18, poi la sera su YouTube. Grazie mille a Vincenzo Comunale, grazie. Un grande onore essere qui con te. Grazie a Emanuele Bernardo in cabina di regia. Un saluto e ringraziamento a tutti voi da parte di Riccardo Catapano. Tra pochissimo, mezz'ora, recap sempre in diretta sul canale 79 con gli occasionali. Invece ci ritroviamo domani a partire dalle 17 con la terza puntata.